Buonasera, sono Andrea Cordioli per gli amici Zontà e sono candidato alle prossime elezioni regionali con la lista Sanca Veneta a sostegno di Arturo Lorenzoni. Sicuramente la questione più urgente in Veneto, ma in tutto il mondo in realtà, è quella ambientale. Sicuramente noi viviamo in uno dei posti più inquinati di tutta Europa. Le nostre falde sono inquinate, la nostra aria è inquinata e quindi dobbiamo trovare soluzioni valide per fare in modo che l'ambiente possa migliorare in futuro, perché non c'è alcun futuro senza ambiente. Per questo abbiamo bisogno di un'agricoltura alternativa, sostenibile, biologica, abbiamo bisogno di più controlli all'interno delle nostre industrie di come vengono gestiti i rifiuti, abbiamo bisogno di trasporti pubblici che siano capillari, efficienti ed economici a portata di lavoratori e studenti. Dobbiamo sicuramente ripensarci in questa dinamica, ma non è l'unica priorità. Abbiamo sicuramente tante priorità anche da un punto di vista democratico, perché non viviamo in un paese dove effettivamente sono i cittadini che hanno in mano il potere di fare le scelte per la propria comunità e quindi dobbiamo assolutamente nel 2020 iniziare a pensare a nuovi strumenti e a nuovi modelli anche di partecipazione. Abbiamo un altro grandissimo problema da noi, che è quello della corruzione, è quello della mafia, che purtroppo ormai sono radicate anche in Veneto e dobbiamo iniziare a farci conti. Lo abbiamo visto anche nelle ultime inchieste nel Veronese. Lo sappiamo quali persone, quali dinamiche ci sono anche sui nostri territori, soprattutto se andiamo nei paesi di provincia, però deve iniziare a cambiare qualcosa, dobbiamo iniziare ad avere il coraggio di affrontare queste cose e di chiedere che i nostri comuni si dotino di commissioni antimafia e anticorruzione, aperte alla portata di tutti i cittadini. Sicuramente la chiave del nostro programma è riuscire a sviluppare un'autonomia vera, non come quella che ci viene propinata da chi governa questa regione da 25 anni e che ci illude perché non ha ancora portato a niente ed anzi sta firmando patti per rafforzare le istituzioni centrali. Ci serve un nuovo tipo di autonomia che non sposti il centro da Roma a Venezia, ma che dia potere decisionale e più risorse da gestire direttamente in mano ai comuni. E ci serve anche che i comuni inizino a ragionare con una dinamica che non sia centralista. Non serve che siano un sindaco o degli assessori a fare le scelte per la comunità. Devono essere i cittadini stessi ad avere delle assemblee, ad avere dei comitati e delle consulte che permettano di gestire direttamente le proprie risorse. Questo è il miglior modo per garantire la democrazia e la trasparenza. Lo stesso motivo che mi ha spinto 2 anni fa a candidarmi come candidato sindaco a Villafranca di Verona. Attualmente sono consigliere da 2 anni per la lista Borgo Libero, una lista che era indipendente e di giovani, lo è tuttora, e c'è bisogno di qualcosa di nuovo all'interno della nostra politica. Non possiamo più lasciare che siano persone che rappresentino partiti nazionali che rispondono alle segreterie che sono al di sopra di loro a fare le scelte per le nostre comunità. Dobbiamo essere noi in primis e noi giovani a descantarci fuori un attimino e a capire che quello spazio, la politica è nostra, è lo spazio che ci spetta e che dobbiamo riconquistare. Non tanto votare Andrea Cordioli, ma votare Sanca Veneta, perché è un movimento umile, genuino, territoriale, che non risponde alle dinamiche nazionali e alle dinamiche delle segreterie che stanno al di sopra. Siamo un movimento di ragazzi che da anni si stanno impegnando per costruire una visione di Veneto diverso, nuovo, europeo, libero e aperto. Vogliamo una società veneta che sia consapevole della propria storia, ma che si sappia anche arricchire con le diversità, perché questo è scritto nel DNA della nostra terra. E soprattutto vogliamo che Sanca Veneta arrivi a poter governare, perché Sanca Veneta riporterà il potere nelle mani dei cittadini.